benvenuti. Oggi con Capoluoghi siamo giunti a Verona, una delle città più belle del Veneto e d'Italia. Il comune si trova a 59 metri sul livello del mare e conta circa 258.000 abitanti. Verona è anche città inserita all'interno del patrimonio mondiale UNESCO. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Sboarina. Sono Federico Sboarina, sindaco di Verona, sindaco di una splendida città che fonda le sue radici in epoca romana e che poi è cresciuta e si è sviluppata in tutte le successive epoche storiche, quindi diventando comune, poi la grande signoria degli Scaligeri, della Scala, e poi è passata attraverso Venezia, poi la dominazione francese, poi la dominazione austriaca, per entrare alla fine del XIX secolo nella nostra grande nazione con Unità d'Italia. Una città che proprio per queste ragioni storiche è diventata nel 2000 patrimonio dell'UNESCO e che vede rappresentate tutte queste epoche con dei grandissimi e stupendi monumenti. Evidentemente il nostro simbolo, il nostro gioiello è l'Arena di Verona, dove durante il periodo estivo, tra l'altro, si tengono il grande festival d'opera, iniziato nel 1913, e poi i grandi concerti di rock e pop nella stagione primaverile e nella stagione autunnale. Evidentemente non è solo questo, tutto il mondo penso che conosca la nostra città perché qui William Shakespeare ha ambientato la sua grande storia d'amore di Giulietta Romeo, tra l'altro storia d'amore che ci ha anche permesso di portare avanti proprio in questi mesi, in queste settimane, un bellissimo gemellaggio con la città di Hangzhou in Cina, dove si è sviluppata una storia d'amore molto simile a quella di Giulietta Romeo. Questo è il motivo per cui andremo a definire nei prossimi mesi questo stupendo gemellaggio con la città e con il popolo cinese. Ma questa è una città che, sempre per parlare di epoche storiche, è anche insieme a Firenze e Ravenna una delle tre città dantesche, tanto è vero che Dante in un suo canto del Paradiso cita proprio gli Scaligeri, perché qui stette e passò una parte della sua vita durante l'esilio da Firenze. Ma una città che proprio grazie a tutto questo, dicevo, è splendida e stupenda, e oggi è riconosciuta splendida e stupenda da milioni di turisti che la frequentano in ogni stagione dell'anno, soprattutto nel periodo estivo. La nostra vicinanza col lago di Garda, che porta circa 25 milioni di presenze lungo le sue sponde, e poi tantissime persone che si riversano nella nostra città a visitarla. Ma negli ultimi anni è diventata una città con un appeal turistico importantissimo anche nel periodo invernale. Nel periodo natalizio ci sono i mercatini di Natale, che sono stati definiti dalle Figaro i quarti mercatini a livello europeo e i più importanti a livello nazionale. Città peraltro dove si mangia anche molto bene, una città quindi da visitare sia per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche insomma per i suoi percorsi enogastronomici. Ricordo che qui a Verona si tiene Vinitaly, che è la più importante fiera a livello internazionale del vino, proprio perché questo è un territorio
molto legato al vino, che è diventato uno dei prodotti di punta dei nostri mercati, e il vino, l'Amarone, è diventato un po' un ambasciatore di Verona e d'Italia nel mondo. Io vi invito a venire a visitare la nostra città, perché tra l'altro, oltre alle cose di cui vi ho parlato e che sono già tanto conosciute, ci sono dei percorsi all'interno della nostra città che sono stupendi e che sono meno conosciuti. Si sta sviluppando proprio in questi mesi i percorsi della Verona Minor Jerusalem, quindi la visita della Sinistra Adige con le chiese importanti che ci sono in quella parte della città, ma poi ci sono tutta una serie di piccole piazze, di vicole, di strade poco conosciute magari anche dai veronesi stessi, ma che sono veramente degli angoli stupendi che meritano di essere visitati. Quindi venire nella nostra città per vedere l'Arena, per partecipare al Festival d'Opera, per assistere a un grande concerto, per godere dei nostri piatti, ma anche per visitare quegli angoli che fanno veramente di Verona, orgogliosamente lo posso dire, una delle città più belle del mondo. Con Monsignor Martino Signoretto entriamo nel cuore della Chiesa di Verona. Siamo nel cuore della cristianità veronese, che è qui conservato dalle pietre, come sempre, che ci parlano. Questa è una basilica paleocristiana divenuta romanica, un romanico maturo, si chiama Sant'Elena per devozione popolare, il vero nome è la chiesa dedicata a San Giorgio e a San Zeno. Ma a sua volta questa basilica è all'interno della grande cattedrale, il Duomo, il romanico maturo di Verona, dentro il quale c'è il Tiziano che appunto dipinge la Madonna del Popolo, per noi veronesi una festa importantissima. Qui, in questo luogo, e le pietre ce lo raccontano, si è trasferito a un certo punto San Zeno, il patrono di Verona, negli anni 360-380 d.C., quindi in pieno IV secolo. Abbiamo un mosaico ritrovato che, guardandolo, sembra di essere a Gerusalemme, perché è un mosaico bizantino, e invece è il mosaico veronese sopra il quale probabilmente San Zeno ha posato i suoi piedi. E cosa faceva qui? Predicava. Da un antico documento sappiamo che è stato lui a portare Verona al battesimo, è stato lui che ha convertito i veronesi, e addirittura abbiamo l'omelia che inaugura questo luogo, questa chiesa paleocristiana antica del IV secolo, e già nell'omelia dice che i fedeli sono così tanti che quest'opera appena compiuta non riesce più a contenerli. Probabilmente il suo operato l'ha cominciato dove attualmente c'è la grande basilica di San Zeno, il romanico meraviglioso e famoso in tutta Italia, di Verona, quest'opera poderosa che è appena fuori dal centro storico, e lì forse c'è l'origine del cristianesimo veronese tramite questa figura carismatica.
Questo ambiente ha avuto una grande evoluzione di tipo architettonico. Quello che noi vediamo è un romanico evoluto nel tempo. Qui Dante Alighieri ha pronunciato un suo discorso, la Quaestio de Aqua et Terra. Quindi quando è stato a Verona ha avuto qui un luogo di riferimento, perché siamo molto vicini alla Biblioteca Capitolare, la biblioteca più antica del mondo, ancora in funzione e consultabile. Però questo luogo ci interessa perché ha avuto un momento chiave con l'arcidiacono Pacifico. Siamo nel IX secolo, questa chiesa è già nella sua seconda fase di rifacimento, raggiunge una terza fase con questo uomo carismatico che si fa chiamare Pacifico, e lui lo dice in una lapide qui vicina, che significa appunto uomo di pace, come Ireneo in greco e come Salomone in ebraico. È lui stesso che parla di sé mettendo insieme questi tre nomi. Perché? Perché Salomone è stato un grande costruttore, un uomo di pace che ha unito la pietra con la pace, grandi opere pubbliche. Ed è tramite lui che noi abbiamo in origine questa espressione che ci caratterizza, Verona Minor Jerusalem. Certamente non siamo l'unica città con questa nomea, con questa replica, con questa duplicazione, ma Verona ha una caratteristica, è stata chiamata in questo dizionario attribuito all'arcidiacono Pacifico Piccola Gerusalemme. Questo ha avuto un'evoluzione perché già nel XII secolo 5 chiese vengono dedicate alla città per essere prototipo di una Gerusalemme futura o una piccola Gerusalemme replicata qui, per i pellegrini che passavano e magari non potevano andare ormai a Gerusalemme o in Terra Santa. Quindi non solo un luogo, tutta la città di Verona viene paragonata a questa piccola Gerusalemme. Noi abbiamo voluto un po' recepire questo come una profezia, una visione, un'idea per un futuro che siamo noi oggi. E quando l'abbiamo scoperta e disseppellita abbiamo trasformato questo in una sorta di, diciamolo, in un brand, in un marchio. Perché nel 1474 si sono radunati alcuni grandi qui della città e hanno voluto coniare il sigillo della città con questo nome, Verona Minor Jerusalem. L'arcidiacono Pacifico con i suoi successori ci hanno dato in eredità questa idea, questa visione, una piccola Gerusalemme, e noi abbiamo voluto prenderla come una profezia e vogliamo investire su questa eredità con questo progetto, Verona Piccola Gerusalemme. Con Francesca Rossi andiamo a scoprire sinteticamente i musei civici di Verona. Verona è una città d'arte particolare, una delle più straordinarie del nostro paese, non soltanto per i suoi valori artistici, ma anche per la straordinaria collocazione che ha nel paesaggio. Una città che nasce sulla culla di un fiume e che ha nel Colle cittadino la sua origine. Il sistema museale cittadino è un sistema molto antico, diciamo che nasce nell'Ottocento come sistema civico, ma ha uno dei musei più antichi del mondo, il Museo Lapidario Maffeiano, secondo soltanto ai Musei Vaticani, perché nel Settecento Scipione Maffei fonda questo museo di antichità, che è un museo della scrittura sostanzialmente, di epigrafi greche, romane e quant'altro, che ancora adesso è uno dei fiori all'occhiello del nostro sistema museale. Il sistema museale è molto complesso, quindi ha testimonianze dall'antico alla storia dell'arte moderna, medievale e contemporanea, ed ha anche un importantissimo museo naturalistico. Dopo abbiamo la Casa di Giulietta, un luogo che raccoglie la fortuna del mito di questi amanti ed è una leggenda storica importantissima, profondamente identificata con la storia della città. Il museo di Castelvecchio, che è quello dove ci troviamo in questo momento, è un museo molto particolare perché nasce all'interno del castello medievale degli Scaligeri e, passato anche ad essere caserma napoleonica e austriaca, ha avuto un'importantissima
musealizzazione negli anni 20 del Novecento e poi un intervento esemplare, diciamo, del secondo dopoguerra, opera di Carlo Scarpa, di questo famoso architetto, che ha trasformato il volto del castello. Ci sono opere di Antonio Pisanello, per esempio, una Madonna della Quaglia, che è uno dei capolavori, delle icone della collezione. C'è una testimonianza importante di opere di Giovanni Bellini, di Andrea Mantegna. Di Paolo Veronese, di Tintoretto, di Tiepolo, Guardi, per cui documenta un po' la fortuna e i grandi esempi della pittura veneta. La caratteristica particolare di questo museo è anche di avere questa icona simbolo che è la statua di Can Grande della Scala, che è posta come un punto di collegamento molto affascinante tra il corpo di fabbrica più antico e quello più moderno. È stata una soluzione geniale dell'architetto Carlo Scarpa per fare questo collegamento tra passato e presente. E tuttora il museo è visitato non solo dagli appassionati di storia dell'arte, ma anche dagli studiosi, dagli studenti di architettura, che vengono per imparare quelli che sono i modelli della museografia del dopoguerra e di tutto il mondo. In una delle trattorie storiche di Verona con il simpatico Leopoldo Ramponi andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Benvenuti alla Trattoria Bersagliere, centro storico di Verona, situato in via Dietro Pallone, fa parte delle osterie di Verona. Come vedete abbiamo tutti i nostri prodotti tipici del territorio. Ai nostri prodotti si aggiungono i formaggi, il mote veronese che è conosciuto in tutto il mondo, i salumi che sono la soppressa, la stortina tipica solo e esclusivamente veronese, un prodotto presidio slow food, lardo della Valpolicella e dopo i vini, l'Amarone che lo conosciamo tutti, ci sarebbe il Durello spumante. Cominciamo con qualche antipasto che può essere il lardo della Valpolicella con la polenta brustolita, le aringhe affumicate con i fichi che si trovano in dicembre sulle piante. Dopo passiamo a quella che è la nostra giardiniera, che fa sempre parte della storia nostra di Verona. Abbiamo 4 primi importanti, direi. Le taglioline in brodo con i fegatini, i bigoli con l'anatra, un piatto tipico veneto, però lo facciamo tanto veronese. Il pasta e fagioli è un mio piatto per eccezione. E dopo, visto che io sono cimbro, vengo da Bolca, i gnocchi di malga. Non di patate, ma di farina
acqua e fioretta del latte, dopo con un po' di ricotta affumicata sopra. E il fiore dell'occhiello invece della città di Verona, che cos'è? È il risotto all'amarone. Andiamo con i secondi. Il piatto per antonomasia dove tutti parlano di Verona è il bollito misto con la pearà. Per me storicamente è la pastisada però. Pastisada è la carne di cavallo cotta nell'amarone, piatto di cui il nostro maestro Giorgio Giocco ci spiegava che la storia veniva da re Teodorico e Odoacre. Piatto mio per eccezione è il baccalà. L'ho portato anche all'Expo, io ho avuto il piacere di presentare Verona e il Veneto all'Expo di Milano e il baccalà proprio è il mio piatto storico, baccalà alla vicentina diciamo. Dolci tradizionale, naturalmente tutti conoscono Verona per il pandoro. Noi dal pandoro abbiamo tratto il diplomatico però, sarebbe che il nostro dolce è a base di creme caramel e pandoro. Lo stiamo facendo in tutti i ristoranti tipici di Verona, perché noi abbiamo fondato da poco i 15 ristoranti tipici della città di Verona, che praticamente sono quasi tutti in centro. Torta russa, altro dolce tipico veronese. Si chiama russa, ma è un dolce tipico veronese a base di frutta secca e sfoglia. Non per ultimo abbiamo anche la sbrisolona, che sì è vero che qualcuno dice ma è mantovana, ma noi siamo sul confine perciò la adoperiamo un attimino, ma noi ci mettiamo la grappa però, ecco questo è molto importante. La sbrisolona con grappa come dessert è meravigliosa. Oltre a questo c'è anche una cantina del 1200 straordinaria da visitare perché la facciamo visitare. Vi aspettiamo a Verona. E con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a saperne di più sull'antica Romea Strata che attraversa Verona. Anche la città di Verona è attraversata dalla via Romea Strata, un'antica via di pellegrinaggio che portava i pellegrini verso principalmente la grande meta di Roma, centro della cristianità e della fede. A Verona si dipartono due strade, una è la via Postumia che congiungeva tra l'altro Genova con Aquileia e dall'altra parte c'è l'antica via Porciliana che da Verona andava verso Montagnana, quindi verso il Po, per attraversare poi i pellegrini ed andare verso Roma. A Verona, tra l'altro, la via Romea Strata intersecava ed incontrava questa bellissima esperienza della Minor Jerusalem e quindi il pellegrino che non poteva andare in Terra Santa, prima di andare a Roma o a Santiago de Compostela, poteva fare un'esperienza di Gerusalemme. Con Paola Tessitore andiamo a conoscere l'importante progetto Verona Minor Jerusalem. Benvenuti al progetto Verona Minor Jerusalem, una città da valorizzare assieme. È un progetto che abbiamo inaugurato 2 anni fa. Oggi inauguriamo 3 itinerari: Rinascere dalla terra, Verona crocevia di civiltà, storia e cultura; Rinascere dall'acqua, inaugurato il 25 novembre del 2016, Verona al di là del fiume; e Rinascere dal cielo, tra le note di Mozart e una nave di santi. Questi 3 itinerari, che sono molto vicini uno all'altro, quindi la sommatoria dei 3 è un itinerario unico, sono all'interno di un'antica via Postumia che valorizza la Romea Strata.
sono passati in questo progetto oltre 1115 volontari di 3 generazioni. Abbiamo ragazzi dell'alternanza, quindi dai 16 anni, poi abbiamo un gruppo di ragazzi universitari, professionisti e pensionati. È un progetto sia per i volontari, per creare relazioni tra cittadini che vogliono rivalorizzare il proprio patrimonio che hanno ricevuto dal passato, per renderlo fruibile oggi, ma per trovare un modo anche più innovativo di proporlo anche e mantenerlo per le nuove generazioni. Un turismo anche dove però l'accoglienza è il cuore del progetto, è il fiore all'occhiello. Queste persone hanno un calore, ti accolgono e in un modo che ti rimane impresso. Il progetto è nato da una frase di Papa Francesco nel Laudato Si al numero 151, dove diceva di rendere aperte queste città, fruibili questi spazi. Questo è stato il motto iniziale. Siamo stati dal Papa, abbiamo consegnato il progetto, abbiamo anche il suo sostegno, è una forza ulteriore perché è un progetto non per noi, ma aperto agli altri. Il terzo settore è una ricchezza proprio del valore della persona. È un nuovo modo di accogliere col sorriso nella semplicità, però sempre con una preparazione e con materiali all'avanguardia. Adesso ascoltiamo il messaggio del pastore della diocesi di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti. Qual è il messaggio del pastore alle tante persone che arrivano a Verona? Che siamo felicissimi di accoglierle da tutti i paesi del mondo. A volte ci si trova con fiumane di persone di tutte le lingue. Si sentano a casa loro, perché Verona ha una tradizione di grande ospitalità. È una città del cuore grande e lo abbiamo per tradizione, antichissima tradizione. Potremmo dire da San Zeno? Addirittura San Zeno proviene da lontano, dall'Africa settentrionale. È stato lui stesso accolto ed è diventato il grande San Zeno, l'8° vescovo di Verona, di cui io sono successore e ne sono fiero. Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere, tra virgolette, la città e la fede di Verona? Di non aver fretta, di fermarsi con calma, soprattutto nelle chiese, nelle basiliche, quelle più note, ma anche quelle sulla sinistra Adige, della Verona Minor Jerusalem, bellissime, da incanto. Occorre il tempo di fermarsi a guardare. Sono tutte opere d'arte. Vorrei dire che tra sinistra e destra Adige abbiamo circa una ventina di chiese, basiliche anche, che meritano di essere visitate, che non abbiano fretta e possibilmente anche nel incrociare qualcuno che si intravede come veronese, avere il coraggio anche di salutarsi. Vi invito, venite a Verona, venite a vederla perché è una perla e detta in dialetto vi aspettiamo a Verona che è bella. Buone passeggiate a Verona, città patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ciao! A Verona allora. A Verona! Vi aspettiamo!